Riapertura per le scuole superiori veneziane, i ragazzi tornano tra i banchi al 50% come previsto dalle misure anti-Covid, scuole e mezzi di trasporto restano sorvegliati speciali. 463 bus in più per una riapertura delle scuole superiori in modalità anti-Covid. L'assessore ai trasporti De Berti soddisfatta per il primo giorno, il sistema, dice, ha funzionato. Il Veneto torna a zona gialla, il governatore Zaia annuncia che non ci sarà nessuna nuova ordinanza regionale ma invita i cittadini a mantenere alta la guardia per evitare un nuovo picco di contagi. A Venezia resta alta la tensione dopo i possibili tagli al personale ACTV, i sindacati promettono battaglia e chiedono all'azienda il ritiro immediato del provvedimento. Gli imprenditori in difficoltà protestano alla sede dell'Agenzia delle Entrate di Marghera, chiedono una sorta di tregua fiscale per permettere alle proprie aziende di riprendersi. Nei prossimi giorni a Venezia e in altre città italiane apriranno molti musei, i musei civici invece continuano a rimanere chiusi. Il Partito Democratico chiede che il Comune faccia chiarezza nelle sedi istituzionali. 25 anni fa bruciava lo storico Teatro La Fenice, l'anniversario ricordato dal sindaco Brugnaro che invita a guardare alla capacità di ricostruzione di Venezia. Buonasera, eccoci in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. E dunque le scuole superiori del veneziano, così come di tutto il resto del Veneto, sono tornate ad aprire per il 50% degli studenti, dunque in presenza. Tra la gioia di rivedersi, le misure anti-Covid da rispettare, il parco dei mezzi di trasporto ampliato. Sentiamo dai ragazzi com'è andata questa giornata inaugurale in cui le scuole sono state le vere sorvegliate speciali. Siamo ritornati alla normalità un po' finalmente, tutto bene, dai. Non vedevate l'ora? Sì, cioè più che altro a casa ci si annoiava e gli stimoli venivano a mancare. In realtà non era neanche da troppo tempo perché facciamo un laboratorio 2 giorni a settimana, ogni 2 settimane. Però finalmente siamo tornati a scuola in compagnia. È stato anche divertente rivedere tutti i compagni così. Se è vero che si respira un clima di indecisione sul futuro prossimo, la gioia di rivedersi oggi è un fatto. Dal liceo Stefanini all'istituto Zuccante, al liceo Bruno, il rientro al 50% in presenza è il banco di prova per valutare di elevare la percentuale al 75% nelle prossime settimane, curva dei contagi permettendo. Ingressi ed uscite in 2 momenti diversi, turnazioni delle lezioni in presenza e a distanza, soluzioni in fase di monitoraggio. Abbiamo optato per una calendarizzazione settimanale, una turnazione settimanale, quindi saranno presenti il 50% delle classi. Come l'hanno presa gli studenti questo rientro? Come l'ha trovati? Contenti. Ragioniamo a piccoli passi, intanto abbiamo programmato per il mese di febbraio e dopodiché vedremo. Monitoraggio anche sui mezzi riservati al trasporto scolastico, in cui lo sforzo delle istituzioni si è concentrato sull'implementazione per evitare il sovraffollamento e sull'istituzione di una figura di supporto, lo steward, 48 quelli operativi nelle fermate principali del veneziano. Noi cerchiamo innanzitutto di incarrozzare i ragazzi. Cosa significa? Di andarci incontro, di interagire per vedere che non ci siano degli assembramenti e che utilizzino bene la mascherina e che si servano di tutti gli autobus messi a disposizione, perché effettivamente ce ne sono molti e devono cercare di riconoscerli. Quindi abbiamo bus turistici, bus di linea e fanno vari percorsi, hanno varie linee, quindi dobbiamo un attimino indirizzarli a prendere quello giusto, indicando magari che ci sono dei bis, perché appunto oltre a quello di linea c'è anche quello turistico. Il trasporto pubblico veneto dunque ha superato il primo giorno di rientro a scuola degli studenti delle superiori, centinaia di autobus in servizio in più per evitare appunto il rischio di assembramenti e quindi di contagio. Stamattina è andato tutto bene, in tutta la regione io ho sentito tra presidenti di provincia, sindaci, assessori, le aziende di trasporto le ho sentite tutte. 463 autobus aggiuntivi per 1087 corse supplementari e un piccolo esercito tra personale di terra messo a disposizione dalle aziende di trasporto, volontari della protezione civile, agenti di polizia locale e delle forze dell'ordine. In Veneto il primo giorno di rientro alle superiori con presenza in classe al 50% è andato bene, ma le prossime settimane saranno decisive per limare un sistema che rimarrà sotto monitoraggio nelle prossime 2 settimane. La domanda
deve anche stabilizzarsi nei prossimi giorni, perché non è detto che la domanda sarà quella di oggi, potrebbe subire delle modifiche, perché potrebbe anche essere che magari i primi giorni ci sia più di qualche genitore che preferisce portare a scuola i figli. Comunque diciamo un esito positivo. Molte aziende hanno operato con un servizio al 50%, Treviso e Vicenza come se il rientro in classe fosse al 60% e altre ancora al 70%. L'obiettivo è arrivare tutti al 75%. Qualche piccola criticità intanto si è vista soprattutto nelle grandi città. L'importante è che tengano le mascherine, sono all'aperto, mantengano le distanze. Poi se 500 studenti devono prendere gli autobus per tornare a casa, non è che li possiamo tenere distribuiti per la città e portarli in stazione, quindi sicuramente ci saranno presenze massicce di studenti, l'importante è che stiano lontani. Rimane poi da valutare l'impatto che avrà l'aumento di autobus sul traffico. Ho avuto qualche ritorno, diciamo con qualche criticità su Mestre. Ho parlato con il direttore di ACTV, mi diceva che hanno avuto qualche... l'importante è che i ragazzi arrivino in orario a scuola, però probabilmente hanno avuto qualche ritardo in arrivo degli autobus. Veneto giallo, il presidente Zaia ha usato la metafora del semaforo per invitare i veneti a fare attenzione e così da evitare un ritorno in arancione. È di oggi anche la notizia della modifica del calendario vaccinale per gli over 80. Per le categorie dei servizi essenziali si parte il 20 febbraio con il vaccino di AstraZeneca. Da oggi cambia lo schema di gioco. Da oggi entriamo in una modalità, in uno scenario che è diverso da quello che avevamo fino a ieri. Da oggi pesa molto di più la responsabilità individuale. Il giorno in cui anche il Veneto si rimette in moto dopo la conta dei contagi, le parole con cui il governatore Zaia, dopo quasi un anno di dirette quotidiane, si rivolge ai veneti sono ancora fiducia e responsabilità. È un lavoro di comunità questo, no? Dobbiamo immaginare di essere come a marzo, che abbiamo fatto un grande e strepitoso lavoro. E vi ricordo che quel modello dell'Istituto Superiore della Sanità è un attimo per entrare in uno scenario di rischio alto e tornare ad arancione o rosso. Voglio dare fiducia ai veneti, ha continuato, per questo non emanerò nessuna ordinanza anti-assembramento. Con i 2.210 ricoverati negli ospedali veneti e 33.820 persone ancora positive, il Veneto si appresta a tornare ai numeri di marzo, dove negli ospedali erano ricoverate 2.068 persone. Quello fu il numero massimo mai raggiunto. Ora che il trend si conferma in calo, la riapertura di molte attività, bar, ristoranti, la scuola, impone di mantenere saldo l'impegno profuso fino ad oggi. Quello che accadrà in queste ore, in questi giorni, in queste settimane ci darà una contabilità a fine febbraio. Se riparte l'infezione, ripartiranno prima le aree non critiche, quindi i ricoveri ordinari, poi inizieranno a impennarsi le terapie intensive. E proprio per le scuole in queste ore sarà inviato al Comitato Tecnico Scientifico Regionale il piano per i test a campione per le classi superiori per monitorare l'andamento del virus. La Regione oggi ha annunciato anche un cambio radicale del piano vaccinale annunciato pochi giorni fa per allinearsi con quello nazionale che parte dagli over 80. Si partirà con 40, poi 41, scusatemi, 40, 39, eccetera. Solo quando avremo finito tutta questa fase, quindi se una persona avrà 101, 102, 103, 104 anni, insomma non so il più vecchio di che classe sia, poi partiamo con gli over 75. La fornitura AstraZeneca sarà destinata alle categorie dei servizi essenziali come docenti e forze dell'ordine. L'obiettivo del Ministero, che dovrebbe chiudere l'accordo in una settimana, è affidare questo ciclo vaccinale a medici di medicina generale e farmacie. E a Venezia è alta la tensione dopo i possibili tagli al personale di ACTV. I sindacati promettono battaglia e chiedono all'azienda il ritiro immediato del provvedimento. Non è assolutamente accettabile pensare che siano nuovamente i lavoratori a pagare il costo sociale ed il danno causato dalla crisi pandemica e dalle politiche sbagliate del trasporto pubblico locale.
I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione e non collaborazione. La disdetta unilaterale di tutti gli accordi integrativi di secondo livello ai lavoratori del gruppo AVM ACTV Vela si tradurrebbe in un alleggerimento delle buste paga tra i 250 e i 350 euro lordi al mese per oltre 3.000 dipendenti. C'è un'unità assoluta delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori rispetto alla posizione di contrarietà all'atto messo in campo dall'azienda e dall'amministrazione comunale, un atto unilaterale, lo definisco autoritario, senza nessuna comunicazione o preavviso e senza nessun piano industriale collegato. La richiesta è che attraverso la prefettura si apra un confronto a cui oltre all'amministrazione comunale partecipino governo e regione. I sindacati sono per il ritiro immediato di un atto giudicato offensivo per i lavoratori e di quanto hanno dato in un anno difficile come il 2020. Se non avremo questo tipo di risposte, ahimè, giocoforza, continueremo a protestare e dopo le 3 ore potremo avere immediatamente un'escalation con uno sciopero da 24 ore. Ovviamente poi all'interno di queste proteste potrebbero esserci anche delle manifestazioni, perché i lavoratori sono veramente stufi. Abbiamo lavorato in situazioni in cui non avevamo neanche DPI nei primi tempi in cui era partito il lockdown e più di qualcuno dei nostri ha iniziato a contagiarsi. Tra pochissimo parleremo anche della riapertura di bar e ristoranti, intanto vi anticipo il quesito del sondaggio di questa sera che vi proponiamo e vi chiediamo: ristoranti, giusto aprire anche alla sera? Sapete che per il momento possono fare servizio solo fino alle 18 e poi solo per asporto. 0422 16 26 691 per rispondere di sì, che è giusto aprire anche la sera i ristoranti, 0422 16 26 690 per dire invece che no, che è più prudente per ora lasciarli chiusi. Questo è il nostro quesito, con l'esito come sempre che vi daremo poi questa sera in diretta nel corso della nostra prima serata con Ring. Chiedono una sorta di tregua fiscale invece per permettere alle proprie aziende di riprendersi da una crisi che le ha messe in ginocchio gli imprenditori, tra cui anche proprio degli esercenti, dei ristoratori, imprenditori in difficoltà che per il coronavirus che hanno manifestato questa mattina davanti all'Agenzia delle Entrate di Marghera. Le partite IVE non sono untori, sono lavoratori. Abbiamo bisogno di un anno fiscale bianco perché abbiamo necessità di tenere quella poca liquidità che svilupperemo quest'anno in azienda e poter appunto reinvestire nell'azienda per permetterci poi di sopravvivere e di ricominciare appena la pandemia sarà finita. Hanno scelto di manifestare davanti all'ente che, dicono, li metterà in ginocchio nei prossimi mesi, davanti alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e proprio nell'orario in cui i dipendenti iniziano il turno di lavoro. A Marghera il primo pallido sole di una fredda mattinata di febbraio illumina commercianti, baristi, ristoratori, titolari di varie attività uniti dalle gravissime difficoltà che la crisi del coronavirus ha portato alle loro imprese. Chiedono tra l'altro una rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali. Siamo stati aperti per mesi, ma per niente, perché non c'era nessuno in centro. Dopo i mesi di lockdown abbiamo avuto una ripresa, per modo di dire, perché questa non è ripresa, e con tutte le restrizioni è quasi costato più stare aperti che rimanere chiusi. Ormai ho consumato anche i risparmi personali, per cui in questo momento qui è proprio difficile andare avanti e con una proiezione, una prospettiva per il futuro che non ci dà certamente un aiuto, una speranza. Ogni tanto tra i manifestanti e chi entra nel palazzo c'è qualche scambio di battute, anche colorito, ma l'esasperazione di chi teme il fallimento della propria attività e la perdita del proprio posto di lavoro è davvero al limite. Perché alle brioche? Beh, perché ci rifacciamo a quello che era la rivoluzione francese, no? Che dicevano che se non hanno il pane per mangiare che mangino pure brioche, allora noi abbiamo portato le brioche perché il pane da mangiare non ce l'abbiamo più. Una rappresentanza di Veneto Imprese Unite ha potuto infine esporre le proprie istanze direttamente al direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate. Altre richieste riguardano una legge straordinaria per il fallimento e un abbattimento del costo del lavoro per mettere freno a futuri licenziamenti. Trovare un espediente tramite una tassazione agevolata con cedolare secca per i proprietari dei nostri locali ci permetterebbe magari di poter avere diritto a delle agevolazioni che ci permetterebbero di pagare appunto anche gli affitti in maniera più regolare.
Se avessimo aperto sabato e domenica avremmo fatto 120 coperti, mentre oggi solo 40, perché abbiamo lavorato solo con i residenti. La polemica sulla riapertura di bar e ristoranti al pubblico a partire da oggi, un lunedì, non si placa e il titolare dello storico Harris Bar Cipriani di Venezia, Arrigo Cipriani, torna a parlarne criticando le scelte del governo e non nascondendo di sentirsi beffato da quest'ultima decisione per le mancate potenziali entrate del fine settimana. Se siamo stati chiusi, ha detto Cipriani, è perché abbiamo obbedito al governo. Avrei potuto riaprire sabato. La Regione Veneto è stata dichiarata gialla venerdì pomeriggio, continua Cipriani. Il governo lo stesso giorno ha fatto un DPCM per riaprire lunedì. Le nostre associazioni non hanno reagito e di conseguenza, dice, ho aperto oggi. I mestrini dunque ritrovano il piacere del cappuccino seduti al bar e ai ristoranti tornano ad arrivare le prenotazioni. Venire qui a bere un cappuccino caldo. Era proprio quello che mancava? Sì, ci mancava tanto. Guardi, sono astemia, faccia finta che avessi bevuto un whisky con questo. Una contagiosa ebbrezza da cappuccino ritrovato aleggia tra le vie di Mestre, in cui si respira un cauto ottimismo anche tra baristi e ristoratori che oggi in zona gialla riaccolgono i clienti ai tavoli. C'è un sacco di gente fuori, quindi sono tutti molto felici, sembra. Finalmente, ragazzi. Aspettiamo miglioramenti, sì, la verità. E oggi c'è stato un boom di afflusso? No, ci sono tanti nostri ospiti che non sono venuti, forse hanno paura. C'è stata assolutamente una buona risposta sia qui ma anche in giro. Prima ho fatto un giro, ho visto che comunque i locali sono già più pieni rispetto a prima, c'era la voglia di tornare un po' alla normalità, la gente ha voglia comunque di stare seduta al tavolo, ha voglia di consumare tranquillamente senza stare fuori al freddo in giro per strada, quindi va bene così insomma. E tra i ristoratori c'è chi da mesi ha dovuto riorganizzarsi, attendere settimane di chiusura natalizia, vista l'impossibilità di offrire il servizio delivery, rivisitando piatti affinché da esclusiva apertura serale potesse servire menù da trattoria a pranzo, così da invogliare gli abitué della sera ad andare a mezzogiorno. Da quando è stato annunciato che appunto lunedì sarebbe stata zona gialla, da noi è cominciato ad arrivare qualche telefonata di ospiti che avevamo già avuto, oppure anche persone che con cognomi nuovi, per fortuna, che prenotavano i tavoli per poter mangiare alla nostra riapertura. Quindi noi già per mercoledì abbiamo un 4-5 tavoli prenotati, per sabato cominciano già a telefonare e la cosa ci rincuora abbastanza. La cronaca, uno scontro tra due auto in via Rivale a Santa Maria di Sala, una delle due nell'impatto si è rovesciata ed è finita in un canale di scolo. Sono rimasti feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Mira e Mestre con l'autogru hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due automobilisti, seppur feriti, sono riusciti a venire fuori autonomamente dai veicoli. Poi sono stati trasportati dal personale sanitario del SUEM in ospedale. Queste dunque le immagini. E in queste ore a Venezia e in altre città del Veneto e italiane stanno riaprendo molti musei. I musei civici di Venezia invece continuano a rimanere chiusi. La capogruppo del PD Sambo denuncia un atteggiamento, dice, miope dell'amministrazione. Il 3 febbraio riapriranno le Menove di Mestre e la Cadoro, l'8 le Gallerie dell'Accademia, l'11 Palazzo Grassi e la collezione Guggenheim. Gli unici musei che non riaprono a Venezia sono invece al momento quelli civici. Il sindaco Luigi Brugnaro ha parlato di aprile, ma la presidente della Fondazione Musei Civici, Maria Cristina Gribaudi, sta valutando una riapertura di Palazzo Ducale del Museo Correra almeno a Carnevale. Siamo contenti che almeno la Fondazione abbia accolto le varie proposte in realtà e le richieste che provenivano da politica, sindacati ma anche città di riaprire i musei, e quindi il primo timido annuncio purtroppo di riapertura di Palazzo Ducale e Museo Correr. Però è altrettanto evidente, già poi dalle prime dichiarazioni oggi della Giunta, che questo è assolutamente insufficiente, anche perché continua questa logica di voler aprire solo in dipendenza della funzione turistica. Il modo in cui il Comune di Venezia sta per ora gestendo il suo patrimonio culturale e artistico in vista della ripartenza post-coronavirus è, secondo la capogruppo Dem Monica Sambo, in totale controtendenza con quanto fanno non solo altre realtà museali cittadine, ma anche il resto della nazione. Noi crediamo che sia necessario riaprire i musei, ma soprattutto rifar ripartire le attività che stanno dietro all'apertura del museo, quindi quelle di programmazione, di conservazione, di archiviazione,
che questa amministrazione in modo del tutto miope ha deciso di interrompere ormai da dicembre. Da diverso tempo Sambo sta chiedendo in forma ufficiale che in quest'ambito ci sia chiarezza sia su cosa si intende fare a Venezia che su come vengono prese le decisioni. Volevamo capire quale fosse stata la scelta del CDA di fondazione, però proprio oggi ci è stato detto che è rinviata l'invio di questo accesso agli atti che scadeva proprio in questi giorni al 15 di febbraio, mentre la richiesta di commissione che avevamo richiesto per discutere del tema è rinviata a marzo, quindi insomma a oltre 2 mesi dalla richiesta che avevamo fatto anche di discussione dell'interrogazione. Spacciava eroina e cocaina a Mestre, per questo un 29enne croato è stato arrestato dagli agenti di polizia. Gli agenti del commissariato di Mestre da tempo tenevano sotto controllo il soggetto e a seguito di un appostamento lo hanno bloccato mentre preparava con cura le dosi da destinare allo spaccio, munito di bilancino di precisione e sacchettini di nylon. I poliziotti intervenuti a seguito di perquisizione hanno rinvenuto 40 grammi di cocaina ed eroina e circa 500 euro, probabile provento dell'attività illecita. In occasione del 25° anniversario dall'incendio che avvolse il Teatro La Fenice, il primo cittadino Brugnaro invita a guardare alla capacità di rinascita di Venezia. Dall'incendio di 25 anni fa che bruciò il teatro, la città da più di un anno messa in ginocchio, prima dall'acqua grande del novembre 2019, poi dal Covid. È un discorso dai molti significati tra passato, presente e futuro, quello con cui il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha voluto introdurre il concerto della Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco al Gran Teatro La Fenice. Abbiamo assistito alla forza distruttiva delle fiamme, ma al tempo stesso abbiamo capito quanto noi veneziani siamo in grado di fare, se uniti, per difendere la nostra città e per tutelarne lo splendore. Siamo parte di una lunga storia, di 1600 anni, e sentiamo tutta la responsabilità di essere quell'anello tra il passato e le future generazioni. Una lezione, quella della rinascita del teatro, più che mai valida ancora oggi. L'Acqua Grande del 2019 ha però fatto risuonare un campanello d'allarme. In quella terribile nottata del 12 novembre anche gli impianti del teatro furono gravemente danneggiati dall'acqua salata. Non ci siamo persi d'animo, sapevamo che potevamo farcela e così è stato, tutti insieme abbiamo avuto fiducia, abbiamo avuto fede. Mi ricordo con gli stivali alti al fianco di Fortunato, il nostro sovrintendente. Neanche 10 giorni dopo riuscimmo ad aprire la stagione lirica, la stagione d'opera. La musica aveva vinto. C'è poi il ringraziamento finale del primo cittadino verso il grande operato dei Vigili del Fuoco per tutta la città. Grazie, Vigili del Fuoco, per tutto ciò che avete fatto quella notte dell'incendio di 25 anni fa, per l'operatività immensa durante le giornate dell'Acqua Grande. Grazie per l'enorme lavoro e generoso che fate ogni giorno per continuare a dare sicurezza a tutti i cittadini. Grazie di cuore a tutti gli uomini e donne dei Vigili del Fuoco. Viva i Vigili del Fuoco, viva la Fenice, viva Venezia. Vi ricordo questa sera dalle 21:15 la prima serata dedicata all'attualità e alla politica di Antenna 3, dunque Ring, ospiti alle 21:15 Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, quindi Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, Alberto Villanova della Lega, Sara Moretto di Italia Viva, Elena Donazzana, assessore all'istruzione della Regione Veneto e Cristian Minchio, ristoratore. Alle 22:30 Ines Marini, presidente della Corte d'Appello di Venezia. Questi dunque gli ospiti di questa sera. È tutto, vi lascio tra poco all'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e ora alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione in temporaneo aumento. Nella giornata di martedì 2 febbraio il tempo risulterà buono e generalmente asciutto, ma vediamo insieme la previsione. Sul Veneto precipitazioni assenti, prevalente alternanza di nuvole e rasserenamenti, con ampi spazi soleggiati, ma anche con qualche nebbia a carattere sparso in pianura e nelle valli prealpine fino al mattino, poi in dissolvimento ma in nuova formazione di sera. Venti a tratti moderati da direzioni variabili. Temperature in lieve aumento, minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 8 e 10 gradi. Ci
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà simile, con tanto sole ovunque, salvo per locali addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sui 9-10 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo risulterà a tratti nuvoloso ma senza piogge associate, col passare delle ore ampie parentesi soleggiate. Temperature minime intorno a -1 grado, valori massimi invece sugli 8-9 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.